La comunità di Ponte San Nicolò si prepara a vivere il momento dell'addio. A 10 giorni esatti da quel tragico 9 aprile, domani alle 10:30, la chiesa di San Nicolò ospiterà i funerali di Adriano Scandellari, 57 anni, ingegnere di Enel Green Power. Si trovava a 40 metri sottoterra martedì della scorsa settimana durante il collaudo della centrale idroelettrica di Suviana. Ci sono voluti 2 giorni ai vigili del fuoco per recuperare il suo corpo senza vita, trasportato dall'ottavo al nono piano, a cui alla spicciolata in tanti hanno reso omaggio nella camera ardente allestita in via Turazza a Padova. Un funerale sobrio, come Adriano Scandellari avrebbe voluto, celebrato dall'amico parroco don Daniele Cognolato, con accanto il fratello don Leonardo, tutta la famiglia, la moglie Sabrina, le figlie, la sorella Graziella, papà Cesare. Un dolore che riunisce tutta la comunità che ad Adriano Scandellari, vicepresidente del Consiglio pastorale, e alla famiglia era molto legata. A Ponte San Nicolò domani sarà lutto cittadino, bandiera a mezz'asta, negozi con le serrande abbassate, un omaggio all'uomo Adriano, al suo servizio in parrocchia, al suo servizio alla comunità. Un omaggio all'ingegnere Adriano Scandellari, tecnico di Enel, esperto di centrali idroelettriche, morto sul lavoro dopo aver detto alla moglie ci vediamo domani e mai più tornato a casa. 500 i posti in chiesa, 500 le sedie sistemate sul piazzale dove sarà allestito un maxi schermo dove saranno presenti i volontari della protezione civile, dell'associazione Alpini con la polizia locale e i carabinieri. Le strade intorno alla parrocchia saranno chiuse durante la mattinata tra le 9:30 e le 12:30. Le offerte raccolte durante le esequie per desiderio di Adriano Scandellari saranno devolute agli orfanotrofi delle suore figlie della Divina Provvidenza e delle suore della famiglia missionaria della Redenzione.